Buonasera amici di Rugby House. Sì, avete ragione, la nostra miss non è proprio al 100%, ma abbiamo festeggiato, abbiamo le occhiaie, abbiamo dormito poco, abbiamo vinto tanto, tutto. Scudetto, Under 18 e il Badia in Serie A. Quindi cosa abbiamo fatto? Molto semplicemente abbiamo chiamato i protagonisti di questa grande vittoria e abbiamo voluto condividere quest'ultimo appuntamento stagionale di Rugby House per parlarne, gioire e emozionarci ancora, perché tante lacrime sono state versate al Battaglini, sono state versate a Iolo, sono state versate a Badia. Insomma, Matteo, quanto abbiamo pianto sto weekend? Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo pianto, ma erano lacrime di gioia, quindi è stato bello così. Sono pianti che sono belli da fare e finalmente li abbiamo fatti. Ecco, tra l'altro ho detto quanto abbiamo pianto, non quanto abbiamo bevuto, siamo stati anche abbastanza professionali. Matteo Ferro, FMCZ Rugby Rovigo Delta, ciao Matteo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Nicola Colombo, capitano Rugby Badia, complimenti, benvenuto Nicola. Grazie mille, buonasera a tutti. E poi c'è il coach dell'Under 18 che per 10-7 a Iolo, a Prato, ha battuto la favoritissima Capitolina. Complimenti Alessandro Lodi. Grazie, ciao Andrea, buonasera a tutti. Ale, è stata un'impresa la vostra? Beh, sì dai, possiamo dire di sì. La partita è stata molto difficile, però eravamo anche pronti a questo e siamo riusciti a venire fuori, come ci eravamo detti durante la partita, un passo alla volta. Ci siamo presi in mano l'incontro, poi nel secondo tempo potevamo anche chiuderla prima, ma la tensione ci ha un po' giocato qualche errore di troppo, però il risultato era quello che contava. Ecco, tu da tecnico, da ex rossoblu, come hai vissuto sabato? Ma tra sabato e domenica è stato davvero difficile, molto in tensione sia per la partita di sabato qua con i ragazzi, tant'è che avevamo quasi paura che potessero a sentire troppo anche loro la pressione, il festeggiare, li potesse un po' scaricare. Loro c'erano allo stadio a vedere la Sì, finale scudetto? siamo rimasti a vedere la partita. E poi a che ora a letto? No, presto noi. Non abbiamo dormito, ma siamo in casa presto. Hai fatto bene a dire presto noi. E Badia è andata a letto, è venuto a vedere la partita, cosa ha fatto? No, siamo venuti a vedere la partita, eravamo in tribuna ovest all'ombra, come ha ordinato Brizzante, perché sotto il sole... All'ombra nel senso legato a un bicchiere di vino? No, all'ombra nel all'ombra senso in tribuna ovest, perché in tribuna est c'è sempre il sole, quindi ha ordinato di non stare 2 o 3 ore al sole. Badia che è riuscita a ribaltare il risultato di Civitavecchia? Siamo riusciti a ribaltare con una prestazione molto più disciplinata rispetto all'andata, ci abbiamo creduto, siamo subito partiti forte e pian piano ci abbiamo creduto finché è arrivato questo 25-10 che ci ha permesso di andare in Serie A. Come racconta la tua maglia in maniera molto molto chiara. Teo, veniamo a te. Dimmi, raccontami se riesci i 3 secondi dopo il fischio di Liperini. Ma intanto penso che il fischio non l'ho neanche sentito. Io quando ho visto che il giocatore di Calvisano faceva in avanti, in quel momento mi è passato un flash, una serie di emozioni che sono venute da dentro dopo tutte le sconfitte, tutte le parole, le critiche che ci sono arrivate. È stata una liberazione, quindi penso che sia stata una delle emozioni più belle che io abbia mai provato su un campo da rugby, se non la più bella, e sono emozioni che sono difficili da far arrivare a chi non le ha provate. Certamente è stato un momento incredibile e la cosa bella è che c'è la sensazione che certo lo scudetto è vostro, l'avete vinto voi, ma ognuno di quei 6.000, 7.000, non si è ancora capito quanti siano, ma erano tanti sicuramente, si sente un po' proprio con lo scudetto. Sicuramente lo scudetto è di tutta la città, di tutti quelli che hanno lavorato per questa squadra, ma in primis penso che sia proprio di noi giocatori, dell'allenatore, del presidente, ma prima di tutto di noi che abbiamo iniziato un anno dopo aver perso una finale in casa e non ci hanno detti tanto qual era l'obiettivo finale, ma dentro ognuno di noi sapevamo che quello era l'obiettivo e l'abbiamo voluto, l'abbiamo ottenuto, quindi bravi a tutti i miei compagni prima di tutto e anche ai tifosi che ci hanno seguito sempre. Sì, è incredibile come in un anno cambiano le cose. Ti ricordi il martedì post finale persa abbiamo fatto il processo alle intenzioni e il martedì dopo siamo qui insomma a festeggiare questo scudetto
è veramente impressionante. È impressionante tutto questo. Tu con Calvisano hai sempre avuto un rapporto un po' particolare. Il tuo approccio in prima squadra, le tue prime partite in cui ti sei messo in mostra proprio con Calvisano, era La semifinale con Calvisano che poi abbiamo vinto in casa, poi abbiamo perso fuori, per differenza punti sono andati in finale loro con Prato, mi pare. Era la finale quella al meglio delle tre, Sì. se non ricordo male, quindi Col sì, è calcio di stato- Griffin alla fine. Esatto. quella, 2 finali, insomma. Due finali, una fuori, una in casa, un'altra in casa. Adesso basta. Adesso basta. Adesso basta. Speriamo di incontrare un'altra squadra in finale l'anno prossimo. Questo vuol dire che intanto noi in finale ci arriviamo. Andiamo a vedere immediatamente gli highlight di questa vittoria storica. 26 anni dopo, lo scudetto torna a casa. 28 maggio 2016, signore e signori, benvenuti al Tempio, stadio Mario Battaglini, finale scudetto tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Rugby Calvisano. Pallone a disposizione, Raffaele, ci prova Morelli, si costruisce una mall, No, Tuivaiti no, attenzione Giovanni Kirk. questo è un calcio, Eh sì, calcio, prova a giocare il vantaggio Calvisano con il drop di Vlaicu e la mette e con grande futuro. Parte Vlaicu, attenzione, Calvisano è più 3 su Rovigo, parte il rumeno, però no, Ciao. troppo larga, niente da fare per creare un po' di dubbi alla difesa calvina. Denis Majstorovic, Andiamo lì che c'è bisogno. Andiamo lì. c'è un vantaggio, giochiamola. Bravo. Ruffolo, bravo Edo, persa sui piedi, ancora, guadagniamo centimetri importanti. Andiamo a pulire. Anche qua eravamo un'altra volta al limite del fallo. Sì, proprio. Non è proprio sua Attenzione, mamma. scusa, Stefan parte al piede, posizione facile, sulle bandierine, la quaglia esulta, 3 punti per Rovigo, 3 pari. Aveva i piedi in campo e da qua è venuto fuori. Bene, un po' di rubata, Marco Frati, giochiamola subito, Francesco Menon. Carica, verticale, Riesce a trovare andiamo. un buco, andare Veloci, oltre il placaggio. veloci che sono in difficoltà. Vantaggio, Marco Frati attacca, Bernini vola in Mamo, meta. Da mischia è già, o da punto di incontro è già più facile. Avanti Antonio, avanti, niente. Però niente, aveva un niente. vantaggio, Andrea. Di questo pilone catanese. Ha provato Treviso giovanissimo. Parte Stefan, facile Stefan, non mi deludere. Andiamo. Altri 3 punti per Rovigo. Probabilmente qualcosa potrebbe cominciare a scricchiolare nelle loro teste. Rosco alla presa, boom! Su Cavalieri. Non ci risparmiamo, diamo tutto, 1000% Vantaggio. e vantaggio. Molto bene, giochiamolo intanto. Marco Frati, proviamo il drop. Ma sì. Abbiamo 2 possibilità. Stefi non è male, è un po' corto, ma la direzione era ottima. E siamo diventati tutti rosso-blu. E oggi si manifesta. Stefano Bassoni al piede. No. Intanto concentriamoci su Vlaicu che si prende tutto il proprio tempo. Posizione centrale. È buono il calcio. Sì. 6 pari. In vantaggio di 3 punti che non è molto ma è sempre qualcosa. La guffiamo un po' su Vlaicu. Vediamo il rumeno. Guffa. E stavolta il logo fatta bene. Un tentativo di conquista territoriale. PJ. La presa Parker. Andiamo subito a strutturarci con un avanzamento e il nostro drive. Mi sembra Edo Lubian, lui che ha il pallone al termine del nostro. Si stacca adesso Edo Lubian, muoviamo la palla. Non perderla. PJ Parker, Buono. Pistello buono, Edo Ruffolo calcetto per se stesso, c'è la copertura di Panico insieme a quella di Tuivaiti che va ad mischia annullare. 5, mischia 5. Mischia 5 questa, Mamma mia. La rincorsa di Basson mi sembra buona, c'è, molto bene, sulle bandierine. Sì, domani mattina tutti. E qua bravo Bibi a mettere la schiena e cercare il sostegno per avanzare. Vantaggio. Gioca Marco. Bravo Marco. Fa metri. Il mediano Nocetano. Edo Ruffolo. Lucio Rodriguez. Reverse pass gratuito e rischiosissimo di È giusto che Tuivaiti in questo momento sia uno dei giocatori più produttivi del Calvisano. parte Stefan. Vediamo. Sì! C'è! La grande concentrazione dell'apertura di Calvisano e sembra stretta. Palo! Buttala via Majstorovic, per cortesia, grazie. Senti che roba. Bernini sicura, giochiamo, Marco Frati, Lucio Rodriguez. Vediamo, prova lui il buco. Ne semina 2. Serve sostegno per Lucio. Andiamo a pulire questo punto di incontro. Loro sono bravi. C'è un vantaggio, si sono lanciati sul punto di incontro. Silenzio tombale al Battaglini. Che diventa Boato! Jacques, Ruffolo.
Viene spinto, bravo Liperini, viene spinto. Parte Stefan Bassoni al piede. Va. No, non c'entra, Troppo, non troppo. c'entri i pali. Aia. Non c'entri i pali. Dalla base c'è l'intercetto. Ciao. Vai Dani. Prendi sta Ancora palla. Edo. Cercano Float che non riesce. Però attenzione. Vai, Bomberg. capitano. Rosco. Vai, Rosco. Rosco. Vai, Rosco. Rosco sì. Tanto è pronto un doppio cambio. Vai Stefi. Te l'avevo detto. No. A portare su una difesa aggressiva. Ecco la meta del Eccola Calvisano. E Vlaicu la converte. Calma, riposizioniamoci. È finita! Il verde. Finita! Scucito. Siamo Campioni d'Italia, signori. Dopo 26 anni torniamo sul tetto d'Italia. Siamo campioni d'Italia. Immagini impressionanti, le emozioni e le vibrazioni si sentono ancora in città e c'è un clima leggero, disteso, divertito, orgoglioso, come forse mai negli ultimi anni si è sentito. Questo è veramente l'aspetto più interessante, più positivo, più celebrativo di cosa voglia dire il rugby nella nostra città e non solo, visto tutti i messaggi e congratulazioni che comunque arrivano da tutta Italia e da tutti gli ex giocatori e gli ex tifosi, o mettiamo le persone che comunque hanno avuto un contatto con questa maglia, con questi colori. Dicevamo, un grande weekend incredibile, tutto o niente, stavolta noi ci siamo presi tutto e l'ho fatto anche Badia, dopo essere retrocesso l'anno scorso, dopo solo un anno è ritornato in Serie A, vero Nicola? Sì. E questo Badia ovviamente ha una matrice molto forte, che è la classe 84. E io che sono 83, però... Però classe... era quella la generazione, Sì. anche Enrico penso Ruccia Sì, siano 83, no? 83. È quella la generazione. Sì. Io intendevo quello, insomma, quello dello scudetto dell'Under 21 del 2004, tanto per capirci. Sì. È vero, con questi compagni di squadra, con questa annata qua, abbiamo fatto parecchie finali e devo dire poche o forse nessuna ne abbiamo persa. Domenica scorsa a Civitavecchia l'avevamo persa perché forse siamo andati in campo troppo tesi, abbiamo fatto troppi falli magari un po' stupidi, però domenica siamo partiti col piede giusto, forse anche caricati comunque dalla vittoria di Matteo e i suoi compagni, che come ha detto Matteo è la loro vittoria, ma credo che sia lo scudetto di tutto il Polesine questo. E ricordo sempre le parole che mi ha detto Matteo sabato quando sono andato a salutarlo, gli ho detto Teo complimenti e lui la prima cosa che mi ha detto grazie, ma adesso tocca a voi. E per me anche domenica vedere Matteo, Edo, Peter, Luchin, tutti lì in tribuna a sostenerci è stato un motivo di grande orgoglio e sono contento di averli ripagati anche con la nostra vittoria. Certo, tra l'altro Ale, un altro aspetto bellissimo di questo weekend è che poi voi tornati dalla vittoria di Prato, cioè i tuoi ragazzi sono incontrati col Badia, con quelli della prima squadra che erano ancora in giro dalla notte prima e poi lì è successo un festeggiamento 2.0, insomma, no? È andato così. Quanti sono andati a scuola il giorno dopo? Nessuno, dai. Ma non credo molti, lunedì mattina no. Difatti è stato anche quello una parte importante di questo, qualcuno l'ho già ringraziato sabato, domenica notte, quando siamo incontrati, perché sono stati con i ragazzi della 18, i ragazzi della prima squadra, sono stati davvero, come posso dire, un po' hanno fraternizzato in una maniera che forse fino a questo momento non era mai successo e i ragazzi della squadra sono stati davvero contenti di questo momento insieme. Però come diceva Nicola, probabilmente la loro vittoria ha fatto da traino, ha dato motivazione, ha dato ispirazione a tutto il resto, a tutte le altre squadre. Sicuramente ha dato una spinta ulteriore a tutti, perché insomma il voler emulare un successo, anche il vedere tutti i festeggiamenti e quanto calore c'era, penso che tutti volevano un po' rivivere quel momento come hanno fatto sabato. Ecco, tra l'altro una cosa veramente spettacolare, bellissima, era vedere il giorno dopo, la domenica o il lunedì, magari a scuola, le feste dei compleanni, quanti bambini indossassero i colori rosso-blu. Quello è l'aspetto che a me fa veramente impazzire. Faceva una battuta sabato sera dicendo ma a febbraio del 2017 chissà quanti Matteo, Stefan e quant'altro nasceranno a Rovigo, perché comunque c'è un clima di grande festa. Rovigo si fa coinvolgere, no Ale? Rovigo si fa prendere da queste cose.
Sì, credo che l'ho detto proprio a domenica ai ragazzi quando hanno vissuto il momento della vittoria qui, il pubblico, il calore che c'era, ho detto questo insomma lo sport, il rugby come lo si vive a Rovigo in Italia non lo si vede da nessuna parte, quindi dobbiamo essere orgogliosi di indossare questa maglia e di onorarla fino alla fine. Ecco, stiamo parlando di 3 grandi vittorie, ma anche di 3 piccoli grandi capolavori. Ale, partiamo da te. Questa 18 che comunque ha ottenuto un risultato importantissimo, insperato, nel senso che all'inizio in pochi forse credevano si potesse raggiungere questo risultato. Sì, forse non molti. Ecco, ci siete riusciti, all'ultimo secondo abbiamo avuto il capitano 2 settimane fa qui in trasmissione, ci ha raccontato della vittoria alla guizza contro il Petrarca all'ultimo secondo, questa vittoria sudatissima, partiti sotto di 7 punti, avete rimontato, poi ancora Biondelli la mette dentro per cui si vince e lottando in trincea negli ultimi minuti, per cui una vittoria voluta assolutamente. Sì, hanno proprio costruito tutto l'anno nel sacrificio, nel lavoro insieme, siamo stati sempre pronti a superare i momenti difficili e questo indubbiamente anche domenica quando siamo andati sotto i primi 10 minuti qualcuno mi ha detto in panchina oggi ne prendiamo 30, però hanno tenuto i primi 10 minuti a parte la prima meta, ho detto non abbiamo ancora giocato, noi adesso veniamo fuori, ci prendiamo la partita in mano, non ero sicuro perché i ragazzi hanno fatto così tutto l'anno, quindi la volevano. Ecco, tra l'altro quando ti abbiamo intervistato un mesetto fa, forse qualcosa in più, hai detto che insomma molta importanza ha avuto l'Accademia nella struttura di questo 18. Ma sicuramente i ragazzi si allenano 3 ore al giorno per 4-5 giorni alla settimana e questo è merito insomma, del lavoro dell'Accademia. Quindi... E poi sicuramente in Accademia avere anche dei allenatori rodigini come Mattia, come Piero, probabilmente gli avrà inculcato ancora di più, soprattutto a tutti quelli che arrivano da fuori. Comunque ce ne sono un po' che assolutamente, sì. compongono questa squadra da fuori, sì. un scorso DNA. Massimo, quindi certo. hanno visto comunque tutti gli allenatori di Rovigo e che hanno trasmesso quella passione, quello che insomma un po' ci contraddistingue. Ecco, negli ultimi 2 anni sicuramente molti ragazzi da fuori sono legati maggiormente alla nostra squadra, no? Sì, hanno visto insomma, come vive il rugby Rovigo, quindi era difficile non innamorarsene. Certo. Nicola, diciamo di capolavori, Cuore del Badia, rivoluzione, molto di nuovo, classe 83-84, nucleo storico di Badia, Flaviano, rosso-blu, fino al midollo forse anche di più. Cos'è che va dato? Flaviano ci ha fatto ritrovare il gruppo, lo spirito di squadra, la felicità di stare insieme e poi è arrivato comunque anche Ettore, è stato veramente un bel duetto. Loro Ex tra l'altro di Civitavecchia. Sì. E siamo partiti senza darci un obiettivo, dovevamo ritrovarci come squadra, pian pianino a suon di vittorie ci abbiamo creduto finché siamo andati primi nel girone Veneto, l'abbiamo vinto, poi c'è stata questa caduta là a Roma, però io ero molto spaventato in settimana, chiedevo ai ragazzi ma secondo voi ce la facciamo? Mentre io ero un po' titubante loro mi dicevano no Nicola, noi domenica saliamo in Serie A, non preoccuparti, siamo sicuri di quello, noi domenica gli diamo 30 punti perché abbiamo capito dove avevamo sbagliato e devo dire che domenica probabilmente la partita li abbiamo vinta i primi 10 minuti quando li abbiamo aggrediti, quando gli abbiamo fatto vedere che eravamo un'altra squadra rispetto a Roma. Cioè, tra l'altro nel Civitavecchia giocava Gentile, uno che ha giocato in eccellenza fino a pochissimo tempo fa, insomma, quindi... E anche qualche ex Fiamme Oro c'era, qualche compagno di squadra di Ettore. Ecco, vedi, quindi, insomma, sicuramente da un punto di vista tecnico una squadra di buonissimo livello. Ripartiamo con Matteo Ferro, campione d'Italia, 2015-2016 per chi non lo sapesse. Suona bene, eh? Suona benissimo Matteo, è un suono che è perfetto, vincerebbe Sanremo il Festival Bar se lo facessero ancora. A parte tutto, Teo, durante i giorni post vittoria, andiamo oltre i festeggiamenti, che vuol dire siete grandi vaccinati e avete fatto bene a godervela fino alla fine. Qualcosa che ti è restato, un ricordo, un'immagine che ti ha toccato particolarmente? Ma la cosa che più mi ha impressionato è stata la folla di gente che si è buttata in campo nonostante gli steward abbiano provato a fare da scudo ma non ce l'hanno fatta e
è stata un'ondata che ci ha travolto tutti quanti e infatti si sono prolungati poi i festeggiamenti, le premiazioni, quindi quello è stato veramente un qualcosa di inaspettato che ci ha travolto e ci ha fatto un piacere enorme perché ancora una volta abbiamo sentito quanto i tifosi siano attaccati a questa maglia, quanto siano attaccati a questa squadra. Ecco, hai una dedica tu da fare per questo titolo? Ma io dato un pensiero al papà di Nicola e anche non l'ho fatto a fine partita perché non ho visto i genitori di Antonio, ma penso che questo scudetto siano anche per i due ragazzi che purtroppo il destino ha voluto che non potessero vedere questa partita, quindi l'ho dedicata anche a loro perché penso che sia giusto che questo scudetto vada anche a loro. Beh, questo è un pensiero profondo. Tra l'altro tutti i media hanno riportato questo tuo abbraccio al papà di Nicola, che tra l'altro anche Stefan... Sì, non sono stato l'unico, anche Stefano, visto che è andato da lui, quindi penso che tanti hanno avuto questo pensiero e io mi sono sentito di abbracciare il papà di Nicola e niente, è un gesto spontaneo e penso che Certo, sia dovuto per quello che è successo a quei due ragazzi. certamente. Facendo un passo indietro da un punto di vista tecnico, in questa stagione qual è stato il momento chiave che va messo in testa è l'anno buono? Tu prima nella seconda semifinale hai detto questo è l'anno buono, adesso ce lo andiamo a prendere. Ma il momento chiave penso che sia stato dopo le vacanze di Natale, quando c'è stato tutto la confusione delle zone e tutto quanto, ci siamo trovati in spogliatoio con Joe, con la direzione sportiva e ho detto ragazzi qua o vinciamo o succede il disastro, nel senso che le cose non vanno bene. L'unica cosa da fare è stare uniti, andare tutti nella stessa direzione, seguire le indicazioni dell'allenatore e possiamo toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio, cambiando un po' gli allenamenti, abbiamo avuto anche alcune partite un po' difficili perché la prima partita è subito con Calvisano, poi il derby dopo 2 settimane, quindi è stato un po' complicato. Poi una serie di vittorie magari non troppo larghe sul punteggio, però ci hanno dato fiducia e alla fine le 2 semifinali ci siamo guardati in faccia con tutti i compagni e abbiamo detto possiamo riscrivere la storia, questo può essere il nostro anno, possiamo toglierci dei sassolini dalle scarpe e l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto e penso che questo sia stato veramente l'ingrediente in più. L'abbiamo voluto dal primo giocatore fino all'ultimo, fino a quelli che erano in tribuna, quelli che si sono allenati tutto l'anno, magari hanno giocato 100 minuti in tutta la stagione, quelli che sono andati a giocare con la cadetta. È stato proprio lo scudetto voluto da tutti quanti. Tu in quel momento dici questa è una settimana importante, godiamocela. Hai detto, cioè, ma ha fatto specie questa cosa che hai detto nel cerchio. Ma sono le settimane più belle della stagione perché è bello viverle, perché giocare non avendo nulla in palio non è poi così divertente. È bello giocare e avere qualcosa da conquistare, da vincere. E le emozioni che si provano durante la settimana dei playoff prima e della finale poi sono belle per questo, perché sai che puoi fare qualcosa per te stesso, per i tuoi compagni, per la squadra e per una società, una città che vive di questo sport. Ecco, l'ultima domanda Matteo, mentre voi facevate il riscaldamento, io stavo entrando in campo e ho incrociato il tuo sguardo che guardava la tribuna e era uno sguardo che diceva mamma mia, mi sembra di averla un po' tradotto Sì, così. hai perfettamente ragione. È la terza finale che vivo in casa, la prima l'ho vissuta quella col Padova da spettatore ed ero rimasto impressionato dalla quantità di pubblico. La seconda l'anno scorso e anche lì impressionato, dopo è andata come è andata e ogni volta sembrano sempre di più i tifosi e questo è un motivo d'orgoglio per noi perché i tifosi ci vogliono bene, penso che siamo l'unica squadra in Italia ad avere un pubblico del genere e il rugby dovrebbe vivere di questi momenti qua. Spererei che nel futuro ci possano essere altre squadre con un pubblico del genere per ingrandire questo movimento che ha tanto potenziale, però non è sfruttato al 100%, quindi
grazie a tutti quelli che sono venuti e so che tanti sono rimasti a casa che non hanno avuto la possibilità di Però acquistare il biglietto. c'era in e centro anche un c'era maxi un maxischermo schermo. in piazza, quindi Poi il Corso del Popolo era abbastanza pieno dopo, quindi è stato impressionante. Nicola, grande affetto da sempre per Badia nei confronti della propria squadra. Voi godete di un impianto che è bellissimo, voglio dire, per la categoria, è veramente all'avanguardia. C'è stato un crescendo anche lì, immagino, di entusiasmo nei vostri confronti. Dicevi della presenza dei ragazzi durante la finale domenica, però è sempre stato molto coeso il pubblico di Badia con la propria squadra. Ale, poi puoi testimoniare anche tu, insomma, di questo. Sì, domenica poi è stata la ciliegina sulla torta perché lo stadio era tutto pieno. È stato non a livelli di Matteo, però per me è stato bello comunque vedere tutto lo stadio pieno, vedere quando abbiamo fatto il mezzo giro di campo prima di entrare in spogliatoio, la gente ci urlava, ci credeva. Ci ha dato una forza in più, una marcia in più per poter, come ha detto Ettore, avevamo scalato la montagna, mancava da piantare la bandierina e ce l'abbiamo fatta ed è stato veramente un weekend perfetto. Matteo e la sua squadra sabato, domenica noi e domenica sera a sentire Ale abbiamo vinto, Nicola, e ci siamo trovati tutti insieme in centro e siamo andati avanti finché non sono andato in ospedale alle 3:40 a farmi medicare. Dovevi andarci prima in realtà, no? Sì, dovevo andarci prima ma non ho avuto tempo. Ma più o meno a quell'ora anche qualcun altro è in ospedale, no? No, ma lui ovviamente, vabbè, se non lo saprete, se non lo sapete, è lo stesso. Possiamo dire, dai, sono Bibi Quaglio si è rotto un piede con la maglia della Juventus. E questa è virtù. Esatto. Ale, tu hai vissuto a Badia, avete giocato insieme voi? Sì. Infatti mi ricordo. Era il mio capitano. Esatto, che giocavi sia 9 sia 10, alla bisogna, insomma, mi ricordo perfettamente. Fa specie vedere Nicola capitano. Insomma, quando tu eri capitano lui era un giovane giocatore, perché parliamo almeno di 6-7 anni fa. Anche di più. Anche di più. Sì, credo sia stato il 2003, 2004. No, Dopo hanno no, vinto no. lo scudetto. Sono arrivato a Badia 2004-2005. Ecco. 2004-2005 e forse era l'anno di Piero, cos'era il 2007-2008? È stato il primo di anno. Massimo. Il primo anno di Massimo, ecco. Quindi più di 10 anni fa. Sì, fa molto effetto. Anche Enrico Ruzza avrebbe qualcosa da dire, se n'è appena andato, però vabbè, tanto siete molto amici con Enrico, ci mancherebbe. Però è bello vedere questi ragazzi crescere, penso che anche con Matteo tu l'abbia visto sin da piccolo, se mai stato piccolo Matteo, insomma, avere una sua crescita a livello professionale. Insomma, le generazioni passano e quindi è giusto che i ragazzi che stanno crescendo e stanno maturando prendano in mano le squadre rispettive dove sono, e questo gli fa sicuramente onore a entrambi se sono stati o scelti dalla squadra o comunque scelti dall'allenatore, vuol dire che godono di fiducia e questo gli fa onore. Ma secondo te qual è la fiducia che Badia può avere in Nicola, visto che lo conosci? No, non è Non so, non ma è è un po' che sarcastica. non stiamo insieme, quindi magari è cambiato, è migliorato forse. Hai capito? Quindi prima più di tanto, vabbè, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Sì. Ale, qual è il tuo futuro? No, non lo so, sinceramente. Tutto qui in rivoluzione, insomma, non è un problema, si può dire. No, ma vi dico, sto godendo al momento la vittoria e poi comunque parleremo con la società e deciderà insomma quello che sarà il futuro. Di certo tu hai avuto un sostegno in questa stagione non indifferente da parte di tantissimi colleghi tuoi, tantissimi allenatori, rodigini, che non hanno mai mancato una volta di sostenerti in questo campionato. Questo l'ho sempre apprezzato particolarmente. È come quando, non so, tu ricevi il premio della critica, no? E dagli addetti ai lavori, quindi c'è una stima professionale molto forte. È appagante ancora, non dico di più del titolo, però sicuramente ti dà molta autostima, ti dà molta fiducia, specialmente nei momenti in cui magari le cose non vanno perfettamente. Beh, d'altronde, insomma, con quasi tutti quelli gli allenatori che sono attualmente di Rovigo ci conosciamo, o ci ho giocato insieme o mi hanno allenato, quindi c'è prima di tutto amicizia e rispetto reciproco, quindi mi fa davvero piacere quando insomma mi hanno fatto complimenti o comunque mi hanno sostenuto. Tu hai una dedica per questo scudetto? Ma come ho già detto, la dedica la faccio ai ragazzi perché è stato il loro obiettivo durante la stagione, sono cresciuti e si meritano
di festeggiare, che la dedica sia proprio per loro. Perché Questa è- hanno sudato davvero, sono impegnati fino all'ultimo. Comunque eri attorniato anche da uno staff comunque molto, molto coeso anche tra di loro. Sì, sì, guarda, infatti Stefano e Dario, gli accompagnatori, sono stati eccezionali con i ragazzi. Si è proprio creato un po' un clima, una famiglia, e anche colgo l'occasione per ringraziare tutti i genitori, gli amici che domenica sono venuti a Prato alla finale, che sono stati vicino ai ragazzi, è stato un bel momento. Colgo l'occasione per dirvi che noi domani sera su TV7 metteremo in onda la finale vinta dal Rugby Rovigo Delta contro la Capitolina, per cui ci sarà anche la possibilità di rivedere questo match. Era una sorpresa che volevamo mettere così, perché è giusto anche dare la massima visibilità ai nuovi giocatori, alle nuove generazioni. Tra l'altro un po' di giocatori della tua 18 approderanno anche in prima squadra il prossimo anno, per cui nuova linfa, nuovo ciclo, nuova gente, nuovi giocatori. L'importante è che tutto questo prosegua, d'altro canto prosegue dal 1935 e non ci fermiamo adesso, visto che abbiamo appena vinto lo scudetto. Se non lo sapevate, ve lo volevo dire, insomma, no? Se magari uno si perde, è andato in bagno, insomma, scudetto, Rovigo, chiaro. Matteo, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, ciao, buonasera. Nicola, congratulazioni, porti da tutta Badia, tutta la squadra, tutta la società. Grazie mille. Un abbraccio fortissimo, Sarà salutami fatto. Gianni che Sarà fatto. ha un posto d'onore nel mio cuore. C'è anche Enrico Ruzza che ride lì dietro, anche lui postumi di finale sua, finale qua, finale. Siamo alla fine tutti. Ale, grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Io colgo l'occasione per ringraziare tutto il team di Rugby House, Alberto Gambato, Antonio Romeo, Alberto Guerrini, Telestudio Service, tutta la società che ha creduto ancora in noi quest'anno. Speriamo di vederci l'anno prossimo. Buona estate. E voglio dirvi una cosa, siamo campioni d'Italia. Buonanotte.